Fabio Turchetto è il nuovo presidente dell'azienda di trasporti del Veneto Orientale ATVO. Ecco, oggi eri presente alla riunione con gli amministratori e gli altri presidenti. Come viene valutata questa manovra in ATVO? Allora, innanzitutto permettiamo che sono presidente da poco più di una settimana, quindi sto ancora facendo tutto il mio percorso conoscitivo per quanto riguarda la materia. È chiaro che quello che è stato prospettato oggi non dà un panorama decisamente difficile per le aziende di trasporto pubblico e devo dirti che per quanto riguarda l'azienda che ho l'onore di rappresentare, noi per il momento stiamo cercando di analizzare i vari scenari, perché in effetti nessuno in questo momento è ancora in grado di capire di quanto possa essere l'entità della manovra in questione. È chiaro che andare a mettere mano su un importantissimo servizio come è il trasporto pubblico locale credo che sia una cosa che la politica deve fare con una certa attenzione, perché il trasporto pubblico locale non è solamente l'autobus, ma comporta tutta una serie di altri comportamenti. Noi sono decenni che cerchiamo di cercare di educare la cittadinanza ad utilizzare il trasporto pubblico locale in funzione al decongestionamento delle zone di centro urbano, in funzione dell'inquinamento, eccetera, eccetera, eccetera. Non vorrei che questi tagli portassero di conseguenza, innanzitutto non vorrei che portassero all'aumento delle tariffe, che trovo cosa in un momento storico come questo estremamente difficile per le famiglie, perché le famiglie utilizzano l'autobus per mandare i figli a scuola, utilizzano l'autobus per spostarsi all'interno della propria città, lo utilizzano per spostarsi anche nei centri vicini, e andare a toccare in questo momento le famiglie che sono in un momento di difficoltà, non è una banalità questa, ma lo tocchiamo giorno per giorno, credo sia veramente l'ultimo dei miei pensieri per quanto riguarda il TVO. Andare a tagliare i servizi, anche questo deve essere oggetto di attenzione, perché un servizio è sempre una cosa che devi cercare di salvaguardare fino in fondo. Quindi credo che bisogna veramente creare dei tavoli per cercare di avere un impatto il più possibile non violento nei confronti della cittadinanza. Torniamo al discorso che facevo prima, abbiamo cercato di educare la cittadinanza ad utilizzare i mezzi pubblici in funzione di mille cose, dall'inquinamento al traffico. Non vorrei che questa cosa riportasse le persone verso l'utilizzo del mezzo privato. Allora decenni di politica fatta in un certo modo verrebbe vanificata, credo che anche questo non sia certamente qualificante. Adesso attendiamo le valutazioni e la linea che la Regione Veneto vorrà prendere in funzione del trasporto pubblico locale, ma io sono fiducioso innanzitutto sul governatore Luca Zaia, persona che è sempre stata molto attenta a queste cose, ma sono fiducioso anche sull'appoggio, e qui parlo per la mia provincia, che è la provincia di Venezia, della provincia di Venezia nella figura della presidentessa Francesca Zaccariotto, nonché dell'assessore alla mobilità, perché anche loro credo siano molto sensibili a questo problema e sicuramente cercheranno che, se qualche piccolo taglio bisogna fare, sarà il meno doloroso possibile. Questo mi auguro dalla politica.